Va ora in onda la rassegna stampa. L'anno era il 1976 e 75, lei era Ursula Dusiak e questo è Papaya, signore e signori, un pezzo che è praticamente un gramelotto, una specie di supercazzola musicale, ballabile, che nasceva nel blocco sovietico, nel blocco, diciamo così, orientale a metà degli anni 70 per imitare la disco music che invece spopolava in Occidente. Devo dire la verità, non gli è venuta male, tra l'altro. L'anno dopo, qualcuno di voi lo ricorderà, ora comincia a fare caldo, le sere d'estate si allungano, una volta c'erano i bellissimi di Rete 4, ecco, questo pezzo è stato rimaneggiato e ispira la colonna sonora di un film del 76 con Gloria Guida, L'Affittacamere, qualcuno di voi probabilmente se lo ricorda. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è la rassegna stampa, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, lunedì 16 di giugno dell'anno del Signore 2025.
Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove troverete il Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semmi Varin che sto sostituendo io e molte altre belle cose ancora, quindi radiolibertà.net. Infine, a quali coordinate incrociamo? Savasandir per le vostre zappe o WhatsApp 340 670 9659 oppure per le vostre telefonate 029294 7222 quando lo dirò io. Di che cosa parliamo oggi? Ve lo potete anche rapidamente immaginare. La guerra continua tra Israele e Iran. Stanotte c'è stato un pesante attacco da parte dell'Iran, che ha sperimentato questo nuovo missile ipersonico, il Soleimani, che a quanto pare riesce a bucare l'Iron Dome, ma soprattutto riesce a bucare il sistema THAAD che è stato messo a punto dagli Stati Uniti d'America. Quindi ora bisognerà correre ai ripari. È altrettanto vero che il parco utilizzo che viene fatto dagli iraniani lascia intendere che per adesso ce ne siano pochi di missili come questo da lanciare. C'è anche il fatto che in ogni caso ieri è stata una giornata di intensa attività di bombardamento israeliano. Addirittura la forza del bombardamento è stata tale in Iran che è stata rilevata dai sismografi nella zona di Fordow, questo sito segreto, originariamente segreto, dedicato all'arricchimento dell'uranio. Trump dice che ci può essere un mediatore per questa situazione, pur tenendosi pronto a entrare in guerra nel caso in cui venissero toccati gli interessi americani o le basi americane da parte dell'Iran. Il mediatore altri non sarebbe che Vladimir Putin, e poi vedremo se questa cosa può avere un'applicazione oppure no. Persino la von der Leyen ha trovato il coraggio di dare la benedizione a Netanyahu nel procedere contro gli ayatollah di Teheran, dicendo che l'Iran non può avere la bomba atomica né ora né mai, e lasciando la soluzione diplomatica sullo sfondo, ma nei fatti benedicendo l'operazione militare in corso, la guerra in corso. La sinistra italiana non perde occasione per farsi apprezzare per il fatto di essere dalla parte di quelli con la barba a Teheran. Poi che altro abbiamo? Il sottosegretario Molteni che parla di una nuova legge che dovrebbe finalmente dare giustizia agli operatori delle forze dell'ordine che sparano e ammazzano i malviventi. Lo sapete, c'è stato il fatto di Ostuni nel fine settimana, il brigadiere capo che è stato colpito a morte e ucciso proprio nell'ultimo giorno di servizio. Bene, i poliziotti e i carabinieri che sono intervenuti uccidendo uno dei due rapinatori ora sono sotto processo, sono sotto inchiesta perché è un atto dovuto. E poi chiudiamo con un paesano, Rino Gattuso, che diventa CT della Nazionale. Ma adesso andiamo a vedere, saluto il mio pastore di onde, il nostro grande Francesco. Buon lavoro Francesco, buon lunedì anche a te. Cominciamo con le agenzie, eccoci qua sull'ANSA. Medio Oriente, attacco Iran, gravi distruzioni nel centro e nord di Israele, colpiti 2 grattacieli nella zona di Dan, 4 morti, decine di feriti, nuvola di fumo e sirene nel centro di Tel Aviv. Israele sotto i missili continua a martellare Teheran. Temi sul tavolo, Herzog chiede la sponda del G7, la guerra domina l'agenda del summit. Il vertice in Canada, Meloni cauta su Trump, focus sull'Iran con Merz e Starmer. Perché non ti ingrandisci a tutto schermo tu? Per quale motivo? Voglio vederti a tutto schermo, vediamo un attimo se riusciamo ad avere... Guardate, oggi veramente sta parecchio, non lo so nemmeno io come che vuole lavorare, comunque, vabbè. 2 tragedie in Toscana ed Emilia Romagna, un bimbo annega in un lago del Mugello, a Ferrara un altro muore in piscina, un terzo è grave dopo un bagno a mare, la storia, eroe a 16 anni, si tuffa, salva 2 bagnanti e poi annega. Chiudiamo qui, andiamo a vedere anche la BBC, eccola qui, la BBC che naturalmente apre
con la notizia degli attacchi iraniani di questa notte. L'Iran lancia nuovi attacchi contro Israele dopo la morte di una figura militare di rilevanza in Iran. Vediamo un po' chi è. Il morto di oggi è, signore e signori, chi sarà? Eccolo qua. Vediamo un attimo se riusciamo a prenderlo qui. È il capo dell'unità di intelligence delle guardie rivoluzionarie, cioè dei Pasdaran, Mohammad Kazemi. L'agenzia stampa Tasnim e la TV di Stato iraniana dicono che Kazemi è morto insieme al suo vice Hassan Moakek e il comandante Moshen Bagheri negli attacchi israeliani di ieri, domenica. In un'intervista su Fox News poco prima, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu aveva detto: vi posso dire che abbiamo beccato il loro capo degli 007 e il suo vice a Teheran. Un ultimo aggiornamento che arriva in diretta sempre da Israele: la quantità di morti per l'attacco di stanotte sale a 5. Un'altra persona è stata uccisa negli attacchi iraniani contro Israele, secondo Magen David Adom, che è il servizio di emergenza nazionale israeliano. Questo porta il numero di persone uccise negli attacchi notturni a 5. Avevamo riferito prima che 2 donne e 2 uomini settantenni erano stati uccisi. Il servizio di emergenza dice anche di aver evacuato 92 feriti, inclusa una donna di 30 anni in serie condizioni con ferite al volto, 6 in condizioni moderate, 85 con piccole ferite. Da venerdì i morti in Israele, riferisce sempre il governo israeliano, sono almeno 19, mentre invece il Ministero della Salute iraniano domenica ha detto che gli attacchi israeliani hanno ucciso 224 persone da venerdì a ora. Va bene, andiamo a vedere adesso le prime pagine dei giornali, eccoci qua, e in particolare noi ora cerchiamo di vedere le prime di stamattina dei quotidiani. Cominciamo con il Corriere della Sera, mitico Corrierone, eccolo qua. Iran, la crisi arriva al G7, Meloni vede Starmer e Merz, Trump, Putin può mediare, il giallo del veto su Khamenei. Nuovi raid, Netanyahu, civili uccisi, la pagherete, fiamme intorno alla centrale nucleare di Fordow. Poi abbiamo una fotonotizia doppia: in guerra, vita nelle città tra razzi e bombe, i grattacieli, i villaggi arabi, chi sono le vittime. Poi abbiamo un regime change, una storia di fallimenti, vari tentativi per rovesciare il regime degli Ayatollah. Portolano, capo di Stato Maggiore, bisogna contenere il conflitto. Gravina ha scelto un simbolo, nasce la nazionale di Gattuso con una missione mondiale. E poi Antonelli che ha portato l'Italia sul podio in Formula 1. Il Fatto Quotidiano, eccoci qua, escalation, Bibi vuole le super bombe e l'ok su Khamenei, Donald per ora dice di no, Netanyahu vuole trascinare in guerra Trump che resiste. In realtà questa notizia del mancato ok di Trump all'uccisione dell'Ayatollah Khamenei pare sia stata smentita, come scrive invece Libero. Il Giornale, conflitto in Medio Oriente, il prezzo della libertà, primi morti in Israele, colpite Tel Aviv e Gerusalemme, attacchi ai giacimenti e oleodotti. Adesso si teme una crisi energetica globale. Abbiamo poi Box, la speranza, l'appello ai giovani, cacciate gli Ayatollah, ne scrive Fiamma Nierenstein alle pagine 6 e 7. Le analisi, la variabile petrolio, gli scenari economici, ci sono 3 scenari che riguardano il nostro pieno di benzina, poi il ruolo di Pechino, la Cina scommette sul caos e su Huawei. Giannino della Frattina apprezza Papa Leone XIV, il Padre Nostro tornato in latino. Andiamo avanti. Il Tempo, grande titolo, avanti popolo, il regime di Khamenei traballa. Dopo gli attacchi di Israele e la rivolta silenziosa dell'Iran, Trump apre a Putin mediatore, Netanyahu annuncia l'uccisione del capo degli 007 dei Pasdaran. Ecco perché l'era degli Ayatollah può avere le ore contate. Un'intervista a Francesco Talò della collega Giulia Sorrentino
perché il regime può collassare, Putin ha tutto l'interesse a chiudere la partita. Leonardo Tricarico invece dice una guerra senza scampo, ora Teheran può solo negoziare. Manovra in Casa Dem, l'armata Brancalandini, così il leader CGIL lancia l'OPA sul PD di Schlein. Poi abbiamo Pietro De Leo, Ricci non si scusa con la giornalista, il PD marchigiano. Ora trema davvero, sì, il candidato del PD ha detto a un'inviata della RAI siete al servizio di Fratelli d'Italia, l'ha anche insultata. Al G7 in Canada, Iran e Dazi, Meloni al lavoro per il dialogo e poi il momento più divertente della rassegna stampa, il tempo di Osho, lei di immunità ora ha paura, Salis non mi fate processare, c'è Ilaria Salis preoccupata, io rischio di tornare a processo e questi per una scaramuccia in Medio Oriente stanno a fare una tragedia. Date una medaglia a quest'uomo. La Repubblica, Putin mediatore, scontro al G7, Trump non esclude gli USA in guerra, ma chiede alla Russia di trattare la pace, Macron contrario, scettici gli alleati. Pioggia di fuoco dall'Iran su Israele, gli Ayatollah bucano l'Iron Dome col super missile Soleimani. Netanyahu, abbiamo eliminato i vertici dei Pasdaran e dell'intelligence, Khamenei in un bunker con la famiglia, un'intervista alla Nobel Shirin Ebadi, scrittrice iraniana, insorga il popolo perché il mio paese torni libero. Repubblica delle Idee, gran finale da record, la kermesse del quotidiano. Ilvo Diamanti, Leone XIV, riferimento per tutti. Poi chiudiamo con lo sport su Repubblica, 24 ore Le Mans, Ferrari nella storia, terza vittoria di fila, la nazionale riparte con Gattuso CT, la scelta che divide. La Stampa, USA pronti a intervenire in Iran, decine di nuove vittime sui due fronti, la Casa Bianca apre a Putin mediatore, il no di Macron, la premier italiana, vediamo. Trump, possibile coinvolgimento, ci sarà presto la pace, giallo sul veto a uccidere Khamenei. Andiamo ancora avanti, scusate un momento. Torniamo alla Stampa. Vediamo un attimo se questo apparecchio oggi ha voglia di lavorare. Pare di sì. Allora, torniamo a noi ancora. Ringhia in azzurro, via all'era Gattuso, l'Italia ha un nuovo CT. L'intervista al cannibale è di Merckx, gli 80 anni di Merckx, io, Gimondi e l'Italia. La verità, i leader che ci toccano col mondo in fiamme, le banderuole della guerra, durissimi attacchi di Israele su Teheran, colpiti i vertici militari e le infrastrutture. Ancora missili sullo Stato ebraico, Trump, serve un accordo, non escludo il coinvolgimento di USA e Putin può mediare. Intanto Macron e Starmer sono passati in pochi giorni dall'isolare Netanyahu e sanzionare i suoi ministri a fornire loro armi. L'ipocrisia dell'Occidente. Finalmente si indaga sugli stupri pakistani, mesi di silenzio e censure, ora l'esecutivo inglese è costretto dalle evidenze giudiziarie a varare la commissione d'inchiesta su migliaia di violenze etniche di immigrati ai danni di ragazzine bianche. Altro che fake news. E ancora, nostra inchiesta sulla rivoluzione Kennedy, parla l'epidemiologo John Ioannidis, alla scienza va ridata credibilità dopo il Covid. Infine Libero, assedi al regime, Conte e il PD preoccupati per Khamenei, i 5 Stelle chiedono al governo di condannare l'attacco all'Iran, Dem in piazza contro Israele, l'ambasciatore di Gerusalemme, è triste fare spot elettorali con Gaza e Teheran. Fotonotizia, centropagina, che figuracce compagni, tristi show di Maggi solo per farsi notare, basta una domanda e Ricci perde la testa. E poi abbiamo l'intervista al sottosegretario Nicola Molteni della Lega, una legge per tutelare gli agenti costretti a sparare ai delinquenti. Ayman, giovane eroe, muore a 16 anni per salvare 2 persone. E poi, caso quasi unico, smacco a Sarkozy, tolta la Legion d'Onore a seguito della condanna che ha avuto l'OPS su Banca Generali, Nagel senza numeri, Mediobanca frena. Diamo un'occhiata anche a Italia Oggi 7, eccola qui. Lo sconto fiscale è a 360 gradi, la ristrutturazione del debito perfezionato con la transazione finale scioglie l'imprenditore anche da ogni dipendenza penale, purché l'accordo sia rispettato. Ancora, sostenibilità non basta dirsi green, ecco le certificazioni che contano. E poi la buona fede libera dal reato il fondo di Marino Longoni. Diamo un'occhiata ora ai quotidiani locali. Brescia Oggi, Israele, Iran, Brescia alza l'attenzione.
Vediamo un po', poi c'è uno speciale 1000 miglia, Corriere della Sera Milano, Atenei in vetrina con i campus per i giovanissimi, Corriere della Sera Dorso di Roma, mala movida, diffide e chiusure, Corriere Torino, decibel alti, a rischio il 60% dei torinesi, Corriere Romagna del lunedì, da Ravenna allo spazio con un satellite meteo, la Gazzetta di Modena, tempesta, pesanti danni, violento nubifragio, fulmini, grandine e vento su parte del modenese, alberi abbattuti alle raffiche, a Campo Galliano evacuata una festa. Il giornale di Brescia, Israele e Iran, attacchi a raffica, Trump, gli USA sono pronti ad agire. Il cittadino, quotidiano dell'Odigiano e Sud Milano, ciclista investito alle porte dei Lodi, portato a Bergamo in gravi condizioni. Il giornale Milano, la Lombardia oggi non teme i dazi, ma il clima di incertezza globale. Il piccolo di Trieste, giovani tra sogni e sfiducia. Secolo XIX, giovani senza studio e lavoro. La Gazzetta del Mezzogiorno, il film della fuga, il bandito che ha ucciso il carabiniere e le grottaglie, morto con le manette ai polsi, inchiesta sui poliziotti. La Nuova di Venezia e Mestre, redditi sempre più bassi. La Prealpina del lunedì, muore dopo il tuffo a Ispra. La provincia, Como, i taxi non bastano, pochi i mezzi pubblici. La provincia di Cremona, la diocesi cambia volto, Teheran brucia e il mondo trema. La provincia di Lecco, in gita nei boschi col padre, muore il giovane escursionista. La provincia di Sondrio, volo di 300 metri, muore sui monti di Aprica. E poi chiudiamo con la Repubblica, Palermo, no, anzi con la Sicilia, trasporti in Sicilia, 8 opere prioritarie, i progetti a rischio. Benissimo, questo è quello che c'è stamattina sulle prime pagine dei giornali. Sono le 7:50 minuti e 45 secondi e naturalmente noi adesso passiamo a dare un'occhiata a quello che c'è dentro i quotidiani di questa mattina e segnatamente noi andiamo a vedere, cominciamo subito dal Corriere della Sera. Eccolo qua, andiamo a pescare il Corriere della Sera, eccolo qui, in tutta la sua magnificenza, e il Corriere ci racconta che cosa succede nel frattempo, in retroscena, e anche come a Gaza, Israele avverte i civili, trasmessi in farsi arabo, messaggi ai civili come il Libano, andate via da Teheran, fuga in massa, strade bloccate. Il messaggio viene trasmesso in farsi arabo, ordina agli abitanti di Teheran di allontanarsi da qualunque struttura militare. I jet stanno per bombardare la zona, potrebbero bombardarla tra pochi minuti, un'ora o chi lo sa. L'avvertimento serve a proteggere i civili dai missili, come già successo in Libano e Yemen, e fa parte di una strategia per creare il caos, dimostrare alla gente che il potere, i potenti, hanno perso il controllo sul territorio, che gli spostamenti per chi vuole obbedire vengono decisi da fuori il paese. Quando l'aviazione di Tzahal, acronimo ebraico che sta per Forze di Difesa di Israele, ha attaccato per la prima volta l'aeroporto di Sana'a, ha diffuso una mappa con un rettangolo rosso per indicare la zona che sarebbe stata colpita. I civili sono fuggiti in auto a piedi, hanno intasato qualunque strada che si allontanasse dalle piste di decollo e così facendo hanno impedito le operazioni dei miliziani Houthi che cercavano di proteggere almeno in parte gli aerei sulle piste. Stessa tecnica adottata in Libano nel conflitto con Hezbollah, andata avanti fino allo scorso novembre. Nei villaggi a sud i paramilitari del partito di Dio devono dimostrare di avere il dominio su quello che si muove sopra la terra e pure sotto nelle gallerie scavate per attaccare Israele. I fondamentalisti hanno cercato di impedire le evacuazioni dopo gli allarmi inviati dagli israeliani via social media o volantini lanciati dal cielo, perché la fuga dei civili non sembrasse una resa di Hezbollah agli israeliani. I loro posti di blocco sono stati travolti quanto la loro immagine di forza. A Teheran il panico causato dagli improvvisi ordini di evacuazione si moltiplica per i 9 milioni di persone che vivono nella capitale. Dall'Iran sono emerse le immagini delle lunghe file di auto sulle autostrade in uscita dal centro. Ancora una volta è il segnale della perdita di controllo da parte di un regime che ha fatto dell'ordine, imposto con le torture e i bastoni, il sistema brutale per la sopravvivenza. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha incitato gli iraniani a ribellarsi, vuole mostrare loro quanto gli ayatollah siano indeboliti. Il coraggioso Khamenei, già che c'è, eccolo qui, che non lascia l'Iran dall'89, quando a sorpresa venne eletto
guida suprema, ha 6 figli, il secondogenito è considerato un possibile erede, quando fu scelto non era un ayatollah, scriveva poesie e vestiva casual, è diventato il capo di un sistema autoritario e repressivo. Dicono sia stato trasferito in un bunker sotterraneo a Levizan, nord-est di Teheran, poco dopo che Israele ha iniziato i suoi attacchi sulla capitale. Con Ali Khamenei nel rifugio dovrebbero esserci tutti i membri della famiglia, compreso il preferito, il secondogenito Mojtaba, designato a prendere il suo posto. E allora andiamo a vedere, perché c'è un'interessante intervista sulla Verità del collega Dragoni a Michela Mercuri. Michela Mercuri è una professoressa, una docente universitaria esperta di geopolitica, che dice però, attenzione, spodestare Khamenei resta molto difficile. Perché? Perché l'attacco destabilizza anche la rete diplomatica tessuta da Trump, ma un cambio di regime a Teheran può venire solo dall'interno. E mette in guardia sulla Libia, dove la Russia pesa sempre di più e non è certo lì per farci dei regali. Cosa dice Michela Mercuri a proposito della Libia e soprattutto di quello che succede nel Mediterraneo meridionale? Prima di passare appunto all'Iran, lei dice che pensa che in questo momento storico ci sono navi della NATO, navi turche, navi della Marina Militare Italiana, in più navi della Guardia Costiera libica e tunisina che a volte sconfinano dalle loro acque territoriali. Ma soprattutto in questo momento quello che ci fa più discutere è la presenza di navi russe, a volte anche navi spia. Non è una novità perché le troviamo nel Tirreno oltre che in altri mari, ma in questo momento c'è una nave in particolare che desta preoccupazione, la Baltic Leader, attenzionata. Figura nella lista nera dell'intelligence americana, un cargo battente bandiera russa diretto verso Bengasi. C'è poi un grosso traffico di navi, ma la Marina Militare Italiana, in particolar modo il suo ammiraglio Enrico Credendino, quindi uno che ne sa abbastanza, ha scongiurato che la Russia possa sferrare qualche attacco. Ha escluso cioè un rischio imminente, anche se i russi spesso e volentieri seguono le navi della Marina Militare Italiana con dei pescherecci, dentro cui poi mettono attrezzature di spionaggio. E in questo c'entra la Libia, dove cresce la presenza russa. Dopo dicembre si è intensificato il trasferimento di tutto o parte delle armi delle unità navali e terrestri in Cirenaica, ciò che prima stava in Siria. È chiaro che la cosa ci può preoccupare semplicemente perché in un mare piccolo con tante navi un incidente è più probabile. Adesso andiamo a vedere che cosa succede in Iran. Questo attacco, dice la Mercuri, risveglierà Hezbollah, gli Houthi e anche la Siria, tutti quegli attori che in qualche modo avevano dialogato con Trump, perché ricordiamoci che Trump ha interrotto i bombardamenti nei confronti degli Houthi e ha parlato con al-Jolani, le cui milizie sono fieramente anti-israeliane, e aveva tentato anche un fallimentare, per adesso, dialogo con Teheran. Chiaro che la mossa destabilizza questi tentativi diplomatici. Se Mosca aiuta Trump in questo rompicapo, l'Ucraina è definitivamente in mano a Putin? Domanda difficile. Trump ha bisogno di Mosca per dialogare con Teheran. Va capito quanto dirimente possa essere il ruolo. Non vedo Vladimir Putin in questo momento come un attore essenziale per un dialogo con l'Iran. Quindi Putin potrebbe essere sacrificabile da questo punto di vista. È pensabile un cambio di regime a Teheran? Difficilissimo. Un cambio di regime può venire solo dall'interno, dalla cosiddetta società civile. Il sostegno economico e mediatico a queste proteste che ci sono non so se farebbe crollare il regime, ma vacillare sicuramente. Allora andiamo a vedere Il Tempo, dove Giulia Sorrentino intervista Francesco Talò, l'ex ambasciatore in Israele. Il regime attaccato può collassare, Putin ha interesse a chiudere la partita. L'ex ambasciatore in Israele, è giusto essere preoccupati, ma diffido dal cassandrismo di pseudo-esperti. Cosa dice l'ambasciatore Talò? Ci potrebbe essere uno scambio di attacchi seguito da una de-escalation? È successo in passato, stavolta però l'entità dell'attacco israeliano è tale da rendere difficile la de-escalation. C'è quasi una legge fisica, episodi sempre maggiori quantitativamente possono portare a un mutamento qualitativo.
Forse non c'è neanche la volontà di tornare indietro. L'ex primo ministro israeliano Ehud Barak pone un interrogativo sugli effetti dell'attacco. L'Iran ha subito gravi perdite in termini umani, leader uccisi e materiali, componenti balistiche e militari. Ma in che misura l'attacco ha scalfito il sistema di produzione nucleare? Questi attacchi favoriscono un negoziato o spingono verso una corsa al nucleare? L'Iran potrebbe sentirsi indebolito e accettare un compromesso più favorevole per Israele. O al contrario dire tanto ci attaccano comunque, tanto vale accelerare il nucleare, che non è stato del tutto distrutto, e diventare inattaccabili. Il regime teocratico iraniano può essere eliminato? A furia di colpi un regime può crollare, nessun regime è eterno. Spesso ragioniamo con una mentalità di breve periodo, come se quello che esiste oggi dovesse esistere per sempre. Gli attacchi possono rafforzare il regime, ma non escludo che a un certo punto possa collassare. Il punto interrogativo è se e quando, se il regime crolla, si aprirà il caos come in Libia dopo Gheddafi, oppure se si può avere un Iran radicalmente diverso. Non possiamo escludere un Iran laico e forte delle sue risorse umane e naturali. Come ne gioverebbe l'Occidente? L'Iran potrebbe diventare il miglior alleato dell'Occidente nella regione. Storicamente era più vicina a Israele rispetto ai paesi arabi. Ci sarebbe un rovesciamento degli equilibri, avremmo 3 protagonisti forti nella regione. Israele, il nuovo Iran e la Turchia. Nessuno dei 3 è arabo, ma intanto è anche in atto una positiva trasformazione della monarchia del Golfo, con una giovane classe dirigente che propone riforme economiche e sociali. E il ruolo di Mosca? Putin si è subito attivato chiamando i 2 protagonisti perché ha rapporti con entrambi e interessa a chiudere presto la partita. Ma sono gli USA ad avere più carte in mano ora. Mosca ha molto da temere perché l'impegno prioritario dell'Iran fa perdere un importante fornitore del conflitto ucraino. Le 8, pausa, noi ci sentiamo Loredana Bertè in alto mare del 1980 e torniamo tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Navighiamo già da un po', bene o male non lo so. Stella qui dagli occhi tuoi, un amore grande noi peschiamo nella fantasia. Pietre verdi di Bahia, al timone la follia, e ci ritroviamo in alto mare. In alto mare, per poi lasciarsi andare sull'onda che ti butta giù e poi ti scaglia verso il blu e respirare in alto mare come uccelli da ammazzare, piuttosto che tornare giù per dirsi non si vola più. Navigando lo so già che la terra spunterà, è normale sia così perché noi viviamo qui tra i rumori di una via, tranquillanti farmacia, figli dell'ideologia, e non possiamo starci in alto mare. In alto mare, per poi lasciarsi andare sull'onda che ti butta giù, poi ti scaglia verso il blu e respirare in alto mare come uccelli da ammazzare,
E per la vostra calda estate 1980 avete ascoltato niente proprio di meno che Loredana Bertè con In alto mare, grandissimo pezzo, non ditemi di no. Le 8, 5 minuti e 36 secondi qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per la rassegna stampa. Sono arrivate 2 zappe al 340 670 9659. Walter, buongiorno a te. Ciao Antonino, un dubbio: perché i padroni dell'Iran hanno sempre la testa coperta dal turbante? Non sarà per nascondere la forma della testa? A saperlo, caro Walter. Marco da Milano: i carabinieri di Ostuni a processo per atto dovuto? Verso chi? Hanno eliminato un criminale incallito per giunta, che è parte del loro lavoro. Che dovevano fare? Offrirgli un caffè? Ma sai Marco, ahimè, diciamo così, in questo paese funziona che quando il poliziotto spara o il carabiniere spara, poi arriva qualcuno col bilancino e deve valutare se l'offesa fosse proporzionata alla difesa, se quello che è stato fatto andava bene, perché se no poi dopo bessi, ecco, tutte queste storie che naturalmente non c'entrano nulla. Poi domandatevi, qua in questo paese l'unico carabiniere e l'unico poliziotto buono sono solo quando muoiono. Quando muoiono, allora vedi che abbiamo il cordoglio generale, poverini, il vescovo che benedice la bara e dice mai più, il pianto dei parenti, Mattarella che porta la corona d'alloro, le esequie, i cordogli e i telegrammi. Quando invece un poliziotto o un carabiniere sparano e ammazzano, improvvisamente diventa l'assassino, lo sbirro, ACAB e tutte quelle porcate che dicono contro le forze dell'ordine, perché sono porcate quelle che si dicono contro le forze dell'ordine. Quindi, se permettete, vorrei salutare eventuali carabinieri o poliziotti che ci stanno ascoltando. Buon lavoro ragazzi, occhio, fate bene il vostro dovere, che le persone per bene quando vi vedono non hanno assolutamente problemi, anzi siamo noi che offriamo il caffè a voi altri, ci mancherebbe pure. Allora, bella gente, comunque tra poco ti rispondo con l'intervista del sottosegretario Molteni. Marco, resta con noi, non ci lasciare. Allora, la sinistra italiana in tutto questo, mentre le ruote della storia girano e girano in maniera drammatica con tutto ciò che sta succedendo, la sinistra italiana non perde occasione ovviamente per fare la sua parte e fare la sua degna figura. Eccolo qua, siamo sul Libero, mobilitazione permanente contro Gerusalemme, a sinistra il campo largo riparte da Khamenei. Conte chiede al governo italiano di condannare l'azione di Israele in Iran. Il sindaco di Bologna, Lepore, insulta Netanyahu, è un criminale, signore e signori. Ma la cosa più incredibile è questa, la cosa più incredibile è che a Marzabotto, cioè io veramente sull'Appennino bolognese, tra l'altro, ecco qua, i 10.000 partecipanti scarsi alla marcia che da Marzabotto, quello che sta accadendo nella striscia, a sentire gli organizzatori, può essere paragonato con l'eccidio nazionalsocialista del 44, se conclusa sul Monte Sole. C'era anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, il PD bolognese, l'ANPI, l'Unione delle Comunità Islamiche Italiane, che come sappiamo sono vicini ai Fratelli Musulmani, movimento terroristico che in Egitto è stato bandito da quel dì, questo tanto per ricordarvelo. Il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, oltre a varie associazioni pacifiste e di sinistra. L'iniziativa era stata messa in piedi sull'onda della manifestazione di una settimana fa andata in scena a Roma per tenere alta l'attenzione sulla mattanza nella striscia di Gaza. Il nuovo fronte che Israele ha aperto con l'Iran però ha fornito nuove frecce all'arco dei partecipanti, squarciando l'ultimo velo di ipocrisia. I 2 chilometri di marcia si sono trasformati in un appuntamento anti-israeliano. Non a caso il PD bolognese ha così motivato la sua partecipazione alla mobilitazione. Chiediamo innanzitutto la fine delle stragi di civili a Gaza e dei crimini di guerra da parte del governo israeliano. Sul banco degli imputati c'è solo Benjamin Netanyahu. Flavio Lotti e Marco Mascia, presidenti rispettivamente
della Fondazione Perugia Assisi per la Cultura e la Pace e del Centro Diritti Umani Antonio Papisca dell'Università di Padova, due delle sigle che hanno aderito alla marcia, hanno bollato come altro atto criminale l'attacco di Gerusalemme all'Iran. Ma voi dovete ringraziare che siete in questa parte di Occidente e potete dire queste cose proprio grazie a Israele. Nel serpentone che da Marzabotto sale sul Monte Sole, uno dei più attesi è l'Epore. Il sindaco bolognese del PD picchia duro su Netanyahu, invitando praticamente alla protesta permanente anti-israeliana nelle piazze, nelle scuole e nelle università. Il premier israeliano è un criminale di guerra, siamo nelle sue mani se la comunità internazionale non interviene e non ferma questa escalation che rischia di accendere altre guerre e conflitti in altre parti del mondo. Sabato prossimo si replica ancora a Roma, dove dalle ore 14 da piazza Vittorio Emanuele II inizierà il corteo per il no a guerra, riarmo, genocidio, autoritarismo e contro il terrorismo di Israele. Landini farà il bis e non sarà l'unico. Tra l'altro Giuseppe Conte sarà in piazza alla manifestazione contro il riarmo, quella nella quale il vero obiettivo però è Netanyahu, visto che in uno degli appelli di convocazione che circolano sul web si attacca Israele sia per il genocidio che commette in Palestina, sia per l'escalation che sta provocando in Medio Oriente. Pensate, c'è gente che difende gli ayatollah di Teheran, rendetevene conto, c'è gente che vota come voi, respira la vostra stessa aria, gode dei vostri diritti, è figlia della cultura dell'Occidente cristiano, dell'Occidente ebraico, dell'Occidente figlio della cultura greco-romana, figlia dell'illuminismo, dove le donne sono libere e possono fare quello che vogliono, e questi qui tifano per i barbuti di Teheran. E cosa dice Conte? Noi ci saremo in forze, ci sarà una nostra delegazione, promesse il leader 5 Stelle, che ieri conversando con i giornalisti a Palermo si è di fatto schierato col regime di Teheran, chiedendosi come mai il governo italiano non abbia preso ancora le distanze dall'operazione militare Rising Lion. Il governo non ci ha detto se condanna o no l'attacco all'Iran di Netanyahu, che ormai ha una condotta criminale a infrastrutture, non solo a vertici militari, ma anche a vertici civili, a scienziati iraniani, scienziati al servizio del programma di proliferazione nucleare, ma questo l'ex premier si guarda bene dallo specificarlo. Conte, più che l'ayatollah Khamenei, attacca il primo ministro di Israele. Sta perseguendo un cambio di regime. E noi che facciamo? Lo scrive Netanyahu il diritto internazionale? Vabbè, provate a togliere Khamenei, no? Provate a trasformare queste affermazioni, cioè togliete l'Iran e Khamenei, metteteci la Germania nazista e Hitler. Come vi suona una difesa così appassionata del diritto internazionale del Reich tedesco, che era uno Stato pienamente in regola dal punto di vista del diritto internazionale, appunto? E quindi le eroiche camere a gas, in questo caso, se l'Inghilterra avesse bombardato Auschwitz o avesse bombardato Berlino, Conte cosa avrebbe detto? Avrebbe detto il diritto internazionale lo scrive Churchill? È molto facile trovare delle soluzioni, qui sì, qui no, qui giusto, qui sbagliato, qui bianco, qui nero, ma non è affatto così, la realtà è molto più sfumata. E qui c'è l'ambasciatore di Israele, Jonathan Peled, che parla sempre con Libero, siamo sempre sul Libero. Triste che facciano campagna elettorale su Gaza e l'Iran. L'ambasciatore israeliano contro l'approccio fazioso di chi parla di genocidio e non fa nulla se Teheran e Hamas uccidono i palestinesi. Voi che avreste fatto dopo aver preso in testa decine di migliaia di razzi? A saperlo. Stiamo affermando molto chiaramente che questo è un attacco contro il regime degli ayatollah, non contro il popolo dell'Iran. Non abbiamo nulla contro il popolo iraniano e, ripeto, il regime degli ayatollah è preso di mira solo perché minaccia Israele e possiede capacità sia nucleari che balistiche. Se così non fosse, ci saremmo fatti semplicemente gli affari nostri. Israele ha bisogno dei missili degli Stati Uniti per distruggere i siti nucleari iraniani nascosti in profondità. Quanto siete lontani dal raggiungere il vostro obiettivo? A questa domanda non ho risposta perché non partecipo al processo decisionale militare strategico, ma siamo già riusciti a eliminare scienziati nucleari iraniani e colpire i loro sistemi di difesa, e questo permette alla nostra aviazione di volare verso l'Iran e sorvolare i siti nucleari iraniani.
continueremo a farlo da soli. Quanto prevede che durerà il conflitto? Più sarà breve, meglio sarà. Abbiamo avuto una brevissima finestra di opportunità dopo che la IAEA il 12 giugno ha condannato l'Iran e mostrato al mondo che il regime di Teheran sta violando apertamente gli impegni di non proliferazione nucleare. Erano passati 60 giorni dall'inizio dei negoziati tra Iran e Stati Uniti e abbiamo deciso di usare questa finestra. Il Jerusalem Post e altri media hanno scritto che Netanyahu e Trump, nonostante le apparenti divergenze, erano d'accordo da tempo sulla necessità di colpire. Così? Non sono al corrente di certi dettagli, però so che gli americani erano a conoscenza dell'attacco. Il governo italiano e altri governi europei insistono perché comincino il prima possibile le trattative tra Iran e Stati Uniti, bloccate dall'attacco israeliano. Abbiamo sempre detto che vorremmo raggiungere i nostri obiettivi attraverso la negoziazione. Quella militare era l'ultima opzione. Siamo stati costretti ad adottarla una volta che l'opzione diplomatica è fallita. Vogliamo porre fine a tutto questo il prima possibile. Se si può eliminare la doppia minaccia dell'Iran per via diplomatica, ovviamente siamo favorevoli. Voci dell'opposizione italiana accusano Israele di agire irresponsabilmente e portare il mondo sull'orlo di una nuova guerra mondiale. Giuseppe Conte, leader 5 Stelle, dice che bisogna fermare il criminale Netanyahu e non il solo. Cosa rispondete? Il mio compito è rappresentare Israele, non giudicare l'Italia. Mi permetta quindi di non commentare le osservazioni irresponsabili fatte da politici italiani. Ma l'ho già detto in passato e lo ripeto, è molto triste constatare che nel sistema politico italiano c'è chi fa campagna elettorale semplicistica e grossolana su questioni tanto complesse come le guerre con Hamas e l'Iran. Intanto continuano le manifestazioni in Italia e altrove contro l'operazione militare a Gaza. Anche adesso a Montesole e Marzabotto, mentre io e lei stiamo parlando, Israele è accusata di genocidio. Mi piacerebbe vedere simili manifestazioni e accuse davanti all'ambasciata dello Yemen e all'ambasciata dell'Iran. 4 arabi palestinesi sono stati uccisi da un missile iraniano. Hamas pochi giorni fa ha ucciso 5 membri della Gaza Humanitarian Foundation impegnata a distribuire aiuti umanitari ai cittadini di Gaza. Ma non vedo nessuno denunciare l'Iran o Hamas per questo. C'è un approccio molto fazioso e squilibrato rispetto agli eventi che riguardano Israele. Non aggiungo altro. Shirin Ebadi, chiudiamo con questa parte perché gli intellettuali servono a questo, servono a dire cose che stimolino il pensiero, che stimolino la riflessione. Su Repubblica, Shirin Ebadi, che vi ricordo, avvocatessa iraniana, 78 anni tra pochi giorni e premio Nobel per la pace, scusate, in esilio a Londra dal 2009, dice a Repubblica: auspico che il mio popolo diventi sempre più unito e gli iraniani si saldino nella loro protesta. Non è ancora così, ma in questo momento in diverse città e a Teheran stanno crescendo gli slogan contro il regime che chiedono la fine della Repubblica Islamica. Secondo lei le bombe israeliane fortificano o indeboliscono il regime iraniano? Dipende, al di là della propaganda di Stato, la maggior parte del popolo iraniano non ha mai avuto problemi con gli israeliani perché il regime non li rappresenta. Non a caso i primi attacchi di Israele contro i Pasdaran non hanno trovato l'opposizione della popolazione, ma il sentimento dei cittadini è cambiato quando sono stati attaccati civili e infrastrutture, nonostante quanto dichiarato dal premier israeliano Netanyahu nelle prime ore. Perché il mio popolo ha già sofferto molto in questi anni e ora di questo passo sarà difficile che l'Iran si riprenda. Ma un intervento straniero di questo genere quanto può davvero aiutare l'Iran e il popolo iraniano? Secondo me i soli interventi militari alla guerra non aiuteranno a sovvertire il regime. La chiave è internet. Perché ne è così sicura? Perché il regime diventa evidentemente ancora più aggressivo quando si sente vulnerabile online. Sin dal primo giorno le autorità hanno minacciato che nessuno doveva condividere sui social notizie di ogni tipo. Hanno arrestato diverse persone, tra cui una celebre attivista femminista appena uscita dal carcere dopo molti anni, sol perché aveva condannato la guerra. Ma le bombe israeliane contro gli ayatollah avranno un effetto, secondo lei? Aver ucciso numerosi capi della Repubblica Islamica contribuisce sicuramente a un indebolimento del regime, così come aver decapitato le forze di repressione che lo tengono in vita, vede il Ministero dell'Intelligence, vitale per il governo. Ma non basta, perché auspico che quest'ultimo cada per mezzo degli iraniani e non attraverso la guerra di potenze straniere, perché gli attivisti sono fondamentali e devono comunicare.
Il regime degli ayatollah sarebbe capace di resistere fino all'ultimo missile a oltranza, a meno che gli iraniani non si sollevino prima. Ma per potersi organizzare hanno bisogno di scambiare notizie e avere accesso a internet. Allora sono convinta che sempre più dirigenti degli apparati del regime si convinceranno ad abbandonare gli ayatollah e ricongiungersi al popolo iraniano contro la Repubblica Islamica. Se i giovani iraniani saranno sostenuti nella propria lotta, il regime potrebbe presto crollare e l'Iran essere guidato verso un referendum e la democrazia. È una cosa che noi auspichiamo di tutto cuore per un paese, tra l'altro, che ha più di 3.000 anni di vita e di civiltà. Qualcuno di voi ricorderà Ciro, il re dei re, o Dario, anche lui il re dei re, nell'Anabasi di Senofonte. E come vedete l'Occidente c'è sempre avuto a che fare con la Persia, tra parentesi. Va bene, andiamo adesso a dare un'occhiatina sulla stampa, visto che si parla proprio dei Pasdaran. Pagina 6, Pasdaran senza più leader, Israele elimina 2 capi dell'intelligence, attaccato il Ministero degli Esteri, autobombe del Mossad nella capitale, terrore fuga, rifugiatevi in moschea. Nel terzo giorno di guerra Israele cambia strategia, non colpisce più solo gli impianti nucleari iraniani, ma cambia bersaglio, nel mirino il cuore della Repubblica Islamica. Uomini, infrastrutture, simboli sotto attacco. Eliminati i vertici dell'intelligence del corpo dei guardiani della rivoluzione, i Pasdaran, l'anima militare dell'Iran. I corpi di Mohammad Kazemi e Hassan Moakek sono sotto le macerie della sede dell'organizzazione. Uccisi altri scienziati nucleari, ne sarebbero stati eliminati 14 in totale. Si mira a distruggere la catena di comando militare e di intelligence e i vertici operativi del programma nucleare. Colpiti decine di siti militari per la produzione di missili balistici. Autobombe deflagrate in più punti della capitale, risultato di azioni del Mossad realizzate sul campo da agenti sotto copertura. Esplosioni in vari punti della capitale, come lo stadio, il Gran Bazar di Al-Eddin, il Parlamento. Said Khatibzadeh, vice ministro degli esteri iraniano, pubblica un video su X. Questo filmato mostra la biblioteca del mio istituto, l'IPIS, preso di mira in questo vile assalto. È la sede del think tank del Ministero degli Esteri da lui presieduto. Tanti ricercatori feriti portati in ospedale. Le autorità invitano la popolazione a utilizzare moschee e stazioni della metro come rifugi. Le compagnie di assicurazione si affrettano a comunicare di non poter coprire le perdite causate da attacchi in tempo di guerra. I bersagli non sono solo a Teheran, bombardato l'aeroporto di Mashhad, che segna l'attacco più in profondità dall'inizio delle operazioni. L'Iran reagisce con lanci di missili, colpisce Gerusalemme, ma già piange, secondo Human Rights Activist, un'organizzazione per i diritti umani basata a Washington, oltre 400 morti. La grande maggioranza degli iraniani, che è sotto i 35 anni, vive i giorni del battesimo del fuoco. Tra loro c'è chi sogna il tramonto della Repubblica Islamica e chi radicalizza sotto le bombe il proprio nazionalismo. Il presidente Pezeshkian passa la giornata incontrando gli ambasciatori stranieri residenti in Iran e trascorre molte ore al telefono. Esorta l'Iraq a impedire a Israele di utilizzare il suo spazio aereo per lanciare attacchi e conversa, tra gli altri, con Mohammed bin Salman ed Emmanuel Macron. Il principe ereditario saudita gli dice di essere al fianco dei fratelli iraniani con l'intero mondo islamico, ma al tempo stesso lo avverte: Israele è concentrato sull'escalation delle tensioni per attirare gli Stati Uniti in questo conflitto. Noi crediamo che la saggia risposta della Repubblica Islamica dell'Iran impedirà ciò che accada. È sincero? E allora perché, come si chiede il Financial Times, l'Arabia Saudita ha aumentato la produzione di petrolio prima dell'attacco di Israele all'Iran? I funzionari di Riyadh erano ben consapevoli che pompare più petrolio avrebbe fatto piacere a Trump, che a gennaio aveva detto che avrebbe chiesto all'Arabia Saudita e all'OPEC di abbassare il costo del petrolio. Il presidente francese chiarisce: la Francia non era stata informata dai piani di Israele di attaccare l'Iran e non ha partecipato a tale iniziativa. A cosa mira Tel Aviv con i suoi attacchi? La risposta è nelle parole del premier Netanyahu: colpiremo ogni sito e ogni obiettivo del regime degli Ayatollah. I nostri soldati, i nostri piloti sono sopra i cieli dell'Iran.
Andiamo a vedere questo che cosa significa per i nostri borsellini, soprattutto per quanto concerne la questione benzina, perché chiaramente nel momento in cui, tra l'altro ieri si è parlato, andiamo a pagina 8 del giornale, ieri si è parlato della possibilità da parte iraniana di chiudere lo stretto di Hormuz, dal quale transita il 20% del petrolio mondiale. Quindi questo significherebbe, e già comunque c'è stato, un primo rincaro del petrolio. Allora Gianclaudio Torrizzi dice: ci sono 3 potenziali scenari economici. 1, l'attacco di Tel Aviv alle infrastrutture iraniane. 2, l'attacco iraniano alle infrastrutture del Golfo. E 3, la chiusura dello stretto di Hormuz per mano del regime di Teheran, di cui, vi ripeto, si ragionava ieri sulle principali testate mondiali. Allora, vediamo il primo caso: attacco di Tel Aviv alle infrastrutture iraniane. L'Iran oggi produce 3,2 milioni di barili al giorno di gregge, ne esporta 1,8, cui si sommano 350.000 barili giornalieri di prodotti raffinati. La produzione si è progressivamente ripresa dal minimo di 1,7 milioni di barili al giorno di greggio toccato nel 21, pur restando sotto il picco di quasi 4 del 2017-18. Le esportazioni di greggio, seppur salite a 1,8 milioni di barili al giorno, sono ancora inferiori di 1 milione di barili al giorno rispetto ai massimi di maggio 2018, ma quasi raddoppiati rispetto al 22. L'Iran dispone di una capacità di raffinazione domestica di 2,2 milioni di barili al giorno di greggio e di ampie infrastrutture d'esportazione, con il principale terminal petrolifero situato sull'isola di Karg nel Golfo Persico. Tuttavia, come detto, un attacco israeliano diretto a tali asset risulterebbe difficilmente accettabile per l'amministrazione statunitense, che intende evitare shock diretti sui mercati petroliferi. Quindi attaccare direttamente raffinerie, cose, è vero che già l'hanno fatto, però non a questi livelli, quindi non è il caso. Caso numero 2. Chiusura dello stretto di Hormuz per mano del regime di Teheran, da cui transitano circa 21 milioni al giorno di gregge e derivati, circa il 30% del commercio marittimo globale di petrolio e il 20% della fornitura mondiale di gas naturale liquefatto. Pur conoscendo la vulnerabilità logistica dell'area, il rischio di una chiusura totale dello stretto rimane basso, anche in uno scenario di escalation. Storicamente Teheran non ha mai chiuso il passaggio, consapevole dell'alto costo economico e geopolitico che ne deriverebbe. Chiudere lo stretto, infatti, implicherebbe violare gravemente le norme internazionali, minacciare direttamente gli interessi economici dei partner del Golfo. L'Arabia Saudita, infatti, esporta la maggior parte del suo petrolio via Hormuz, anche se una quota può essere dirottata su pipeline terrestri. L'Iran e l'Iraq è esposto per l'85% del proprio export. Kuwait, Qatar, Bahrain dipendono totalmente dallo stretto. E infine la chiusura comprometterebbe i rapporti commerciali con i principali clienti asiatici e in particolare la Cina, che assorbe circa il 90% del greggio iraniano. La chiusura dello stretto di Hormuz potrebbe essere stata ventilata per spingere Washington a far pressione su Tel Aviv. Al momento osserviamo comunque un rallentamento dei flussi marittimi attraverso Hormuz, con conseguente impennata dei premi assicurativi. E infine l'attacco iraniano alle infrastrutture dei paesi del Golfo. L'Iran potrebbe anche valutare attacchi mirati agli impianti di raffinazione e logistica dei paesi del GCC, pari a circa 6 milioni di barili al giorno. Sebbene il precedente degli attacchi Houthi nel 2019 contro Abqaiq e Quraysh in Arabia Saudita sia ancora presente nella memoria del mercato, rimane bassa la probabilità di un'escalation diretta su larga scala, anche in virtù dei recenti miglioramenti diplomatici tra Arabia Saudita, Emirati e Teheran, favoriti dalla mediazione cinese. Impatto sull'Italia. Benché a oggi improbabile, lo scenario di escalation dei prezzi energetici non potrà più essere accantonato dagli operatori e quindi dovrà continuare a essere scontato sul prezzo di gas e petrolio. Nel caso in cui uno dei 3 scenari illustrati si verificasse,
replica di quanto avvenne nel marzo del 22 dopo l'invasione russa dell'Ucraina, sarebbe plausibile col Brent in accelerazione verso quota $120-130 al barile. Per l'Italia, che importa circa il 90% del suo fabbisogno petrolifero, l'impatto sarebbe rilevante. Un prezzo del greggio sopra i $100 potrebbe infatti portare a una contrazione del PIL tra -3, -0,3 e -0,5%. Le 8:30, pausa, meteo, pubblicità, e poi dopo torniamo con un altro bel pezzo musicale che è niente po' di meno che Deborah di Fausto Leali. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Anticiclone africano Scipione leggermente in difficoltà, specie al nord, temperature tuttavia sempre molto calde. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche sereni al centro e al sud, più nubi al nord con qualche fenomeno temporalesco, soprattutto sul Triveneto montuoso. Nel pomeriggio tempo ancora leggermente instabile al nord-est, ma via via anche sulle aree interne e adriatiche centro-meridionali. Sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Care amiche e cari amici di Radio Libertà, buongiorno da Alberto Acerbis. Dopo la chiacchierata che abbiamo fatto, che stiamo facendo parlando dell'olio extravergine di oliva, mi fa piacere che molti ci chiamano. Mi dimentico di dirvelo. Se qualcuno volesse delle informazioni più dettagliate, può chiamare 030 68 40 408, chiede di me, di Alberto Acerbis, e mi chiede tutto quello che vuole sapere sul nostro olio extravergine di oliva. Tante cose ve l'ho già dette io, ma c'è poco da dire. È olio italiano, estratto a freddo da olive italiane. Se volete le analisi chimico-fisiche per una eventuale dieta che vi chiede il medico, per una vostra cosa, chiedetele, noi ve le mandiamo chiaramente, però quella è una richiesta importante e noi lo facciamo volentieri. E mi chiamate a volte, mi dite: Alberto, ne è ancora di olio? Sì, siamo un po' verso la fine. Noi siamo presenti sul mercato da tanti anni. Prenotate le 6 bottiglie, 3 del fresco di Frantoio, 3 del primo novello etichetta nera. Il fresco di Frantoio ottimo a crudo in cottura. Il primo novello etichetta nera è quello della domenica, vi ricordate? Compravi il vestitino bello, quello metti su, lo porti alla domenica. Diciamo noi a Brescia quello del dè della Ur, cioè c'è una scarpa per tutti i giorni e una scarpa per la domenica. Il primo novello etichetta nera è un po' l'olio della domenica, quello del bruschettone, insomma, quello della compagnia, quello che fa sorridere, quello che fa riscoprire i sapori di un tempo, e per me ce n'è tanto bisogno, ce n'è tanto bisogno. Insomma, 84 euro, 6 bottiglie, trasporto non lo pagate, sull'uscio di casa, per ordinare. Perché io poi guardate che ambasciatore non porta pena. 030 68 44 08 è Brescia, oppure il nostro sito olioacerbis.com, perché, come diceva il nonno, l'olio bu è sempre una gala, e così sia. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia, e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Ascoltami, ti prego, ascoltami. Da quando hai detto che non vuoi più bene a me, da quando hai detto che lunghe ali di fuoco hanno coperto la luna sopra di me. E sui prati di sabbia corro piangendo, cercando te, e vedo gli occhi di ghiaccio, e vedo gli occhi di ghiaccio che non mi amano più. Mia Deborah, perdonami se ho sbagliato, perdonami. Io non riesco, sai, a stare senza te. Io non riesco, sai, lunghe mani di fuoco hanno coperto la luna sopra di me. E ma che c'è stasera, dormi sereno intorno a me, e veda gli occhi di luna, e vedo gli occhi di luna innamorati di me. Ma che cielo stasera, dormi sereno, torna a me, intorno a me, e fa che cielo, fa che cielo, fa che cielo, torni sereno, e torna a me, torni sereno, intorno a me, a me. Oh, rieccoci qua alle 8:38 minuti e 42 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata della rassegna stampa. Allora, qui la situazione è tale che siamo un paese bellissimo, come dice la pubblicità in autostrada. Intanto sono arrivate alcune zappe che adesso vi leggo. Allora, bene ha fatto Israele, scrive Maurizio. Ciao Maurizio. Bene ha fatto Israele a colpire mirato i tecnici e responsabili nucleari. Sono anni che l'Iran dice il falso, che l'atomo serve per l'acqua nei loro campi. Si doveva bombardare prima, è l'unica cosa che capisco è che può dare forza all'opposizione interna. Se su Israele stiamo al suo fianco. Tra l'altro sì, poteva bombardare prima Maurizio, il problema è che quando erano pronti Obama gli disse di no, il premio Nobel della pace, per la pace sulla fiducia. No, ricordatevi anche di questo. Buongiorno, per me fa bene Israele a farsi rispettare, mi vergogno di sinistra e 5 Stelle. El Vigo, a difendere gli ayatollah di Khamenei e i terroristi di Hamas sono gli stessi che ci hanno rinchiuso in casa, tolto il lavoro, imposto la tessera verde, ci hanno ammazzato con un siero mortifero, eccetera, eccetera. Beh, direi che questa sia una cosa un pochettino più pesante rispetto al lockdown di 5 anni fa. Antonino, buongiorno. Il diritto internazionale è stato calpestato definitivamente per mettere fine alla seconda guerra mondiale. Ma non credo. Il diritto internazionale
e ci ha permesso, dopo la seconda guerra mondiale, di costruire comunque un mondo in equilibrio, avviare la detente sulle atomiche sovietiche e americane, ci ha permesso di costruire dei valori ONU, la Carta dei diritti dell'ONU, i diritti dell'uomo, eccetera, eccetera, eccetera. Tutta una stagione straordinaria che trova eco anche nella nostra Costituzione, nel nostro assetto giuridico dell'Occidente. Quindi sono dei valori e dei principi che non dobbiamo avere vergogna né di professare né tantomeno di servirci. Paese di Melma questo, ho visto tempo fa un video nel quale un poliziotto americano puntava il taser anche al cane del delinquente che braccava. Il cane gli stava abbaiando contro, ma si è beccato una bella scossettina che l'ha fatto battere in ritirata. Va bene, allora, visto che voi parlate di Ostuni, eccomi qui, siamo su Il Giornale. La polemica, timori di ritorsioni dalla mala vicina al rapinatore ucciso. Solidarietà e raccolta fondi per gli agenti indagati a Ostuni. La rabbia dei sindacati, colletta per la difesa dei poliziotti che hanno sparato al bandito, killer del brigadiere Le Grottaglie. Sentite un po' qua. L'intera area dello scontro a fuoco con i falchi e la squadra mobile è stata setacciata ieri con metal detector e cani molecolari alla ricerca dei bossoli ogive esplosi sia dai due criminali in fuga che dagli agenti, gli stessi iscritti sul registro degli indagati, anche se per ora non sono sospesi dal servizio e costretti a consegnare placca e arma di ordinanza. Un atto dovuto, sì, ma che provoca reazioni durissime da parte dei sindacati di polizia, tanto da lanciare una raccolta fondi per le spese legali da sostenere. Il PM titolare delle indagini intanto ha disposto l'autopsia sul cadavere di Mastro Pietro, colpito da un proiettile che è passato da parte a parte. Ecco il punto, non è chiaro quale sia il foro d'entrata e quello d'uscita, in sostanza se l'uomo è stato attinto frontalmente o di spalle. L'ogiva dal primo esame medico legale non è stata ritenuta dal corpo, quindi sarà difficile stabilire con certezza con quale arma sia stato colpito l'uomo. L'uomo, secondo le dichiarazioni degli agenti, avrebbe esploso tutti i proiettili nel caricatore della sua beretta 9x21, tanto da cercare di sostituirlo durante lo scontro con l'agente. Ferito, l'uomo si sarebbe accasciato a terra. A questo punto non è certo se sia partito o meno un colpo, l'ultimo della sua stessa pistola. Di fatto, mentre un poliziotto è impegnato con la cattura di Camillo Gianattanasio, Mastro Pietro, ferito a un braccio nella sparatoria coi carabinieri, si fa arrestare. Viene fotografato seduto, sanguinante ma ancora vivo, con le mani dietro la schiena bloccate dalle manette. La pistola a terra, scarrellata e col caricatore estratto a poca distanza. Gli agenti tamponano la ferita in attesa dei soccorsi che tardano. L'ambulanza arriva sul luogo della sparatoria 50 minuti dopo la chiamata. A quel punto Mastro Pietro è già morto, probabilmente dissanguato. Nei campi attorno ci sono donne intente a raccogliere ortaggi. Abbiamo sentito spari da tutte le parti. Non sappiamo quanti, ma ricordiamo che erano suoni differenti, mettono a verbale. La presenza di campi coltivati a grano rende difficili le ricerche. I metal detector suonano di continuo. E oggi l'area verrà completamente falciata per facilitare i rilevamenti. Ma gli agenti indagati adesso hanno paura. Temono ritorsioni dalla mala vicina a Mastro Pietro. Paradossalmente i loro nomi e indirizzi di residenza compaiono sugli atti giudiziari, gli stessi su cui è iscritto Gianattanasio e come parte civile la famiglia di Mastro Pietro. I colleghi, spiega Fabio Conestà del Mosap, sono intervenuti fronteggiando soggetti armati in un conflitto a fuoco in cui hanno rischiato la vita per difendere la collettività. Oggi si trovano indagati, procedura formalmente dovuta, ma che comporta per loro un pesante fardello umano e professionale. Spese legali e peritali ingenti, blocco della carriera, potenziali ripercussioni disciplinari. Abbiamo deciso di promuovere una campagna di solidarietà. Il link per la fondazione è www.gofundme.com/spese-per-poliziotti-spese-indagati-a-grottaglie, se volete contribuire. Poi c'è un eroe, questo ragazzo di 16 anni, che si chiama Ayman Ed Dafali, origine magrebina e residente a Rovigo. Era su un pedalò su alcuni amici qui al Lido degli Estensi in provincia di Ferrara.
quando vedendo due persone in difficoltà, un ragazzo e una ragazza tra 20 e 30 anni, in difficoltà a causa delle forti correnti del tratto di mare all'altezza del canale Logonovo, si è tuffato nonostante non fosse un nuotatore esperto. Durante le operazioni di salvataggio il giovane è stato inghiottito a mare. A riva sono tornati solo i suoi 3 amici, mentre il corpo del sedicenne è stato trovato dal bagnino a centinaia di metri di distanza, vicino alla spiaggia libera di Lido degli Estensi, dove i tentativi di rianimarlo si sono rivelati inutili. Uno shock per tutti i bagnanti che hanno assistito alla scena. Tra loro però non c'erano i 2 ragazzi messi in salvo dal gruppo di sedicenni eroi. Fino alla tarda sera di sabato gli uomini della Capitaneria di Porto hanno ascoltato diversi testimoni sull'accaduto, in particolare i 3 coetanei della vittima che erano sul pedalo con lui. Ma non è stato possibile ascoltare la coppia di turisti per i quali l'adolescente si è sacrificato. Ieri risultavano ancora irreperibili. Cioè, questo ti salva la vita, muore per te, neanche la decenza di dire grazie, ma non vi fate schifo umanamente. Allora, vi dicevo del sottosegretario Molteni che trovate a pagina 8, qua sul Libero, sul tema appunto della colletta per i poliziotti di Ostuni, che molto semplicemente hanno fatto il loro dovere e che si ritrovano ora indagati. Questo io lo trovo davvero incredibile. Cosa propone il sottosegretario Molteni? Abbiamo già allo studio una norma per completare quanto introdotto nel decreto sicurezza. La sommatoria tra tutela legale, ovvero i 10.000 euro per ogni grado di giudizio destinati agli agenti, e tutela processuale garantirà la piena operatività delle forze di polizia. Questa è la precondizione affinché siano messe nelle condizioni di fare al meglio il proprio lavoro. Serve una norma aggiuntiva. L'agente che, nell'adempimento dei suoi doveri, usa legittimamente le armi per stato di necessità non deve essere indagato. La criminalizzazione di chi indossa una divisa va evitata. Nicola Molteni, leghista, sottosegretario al Ministero degli Interni, ha seguito dall'inizio l'iter del disegno legge di sicurezza, poi diventato decreto, cominciato nel 2023. L'ostruzionismo ideologico delle opposizioni ha rallentato i tempi, ma non impedito l'approvazione di un testo che, come riportato dai sondaggi, è apprezzato da oltre l'80% degli italiani. Vinto il primo round, si apre ora una seconda partita. L'iscrizione nel registro degli indagati dei 2 poliziotti che giovedì hanno ucciso il killer del brigadiere Carlo Le Grottaglie durante un conflitto a fuoco nelle campagne brindisine sta facendo gridare vendetta all'Italia per bene, quella che crede ancora nella legalità, ed ecco aprirsi il secondo fronte. L'abolizione del solito atto dovuto che scatta per chi, indossando una divisa, si trova costretto a usare le armi o finisce per uccidere o ferire. Lo sa che da sinistra grideranno allo scandalo, vero? Certo, risponde Molteni. Ed è perché non amano la polizia, premesso poi che la norma a cui pensiamo non dovrà valere solo ed esclusivamente per gli agenti. Ovviamente non si tratterà di uno scudo penale, né di una licenza ad uccidere. Le forze dell'ordine rappresentano la legge e non andranno mai fuori dall'ordine giudiziario. Qui il discorso è un altro. Se un poliziotto o un carabiniere finisce nel registro degli indagati, nonostante abbia fatto il suo lavoro, cioè garantire la sicurezza dei cittadini, si ritrova penalizzato sia da un punto di vista economico che disciplinare. Pensa alle carriere bloccate e questo non è giusto. E adesso qui Parlamento. Qui Parlamento. Io do il buongiorno e il bentornato alla senatrice Elena Murelli. Buongiorno. Buongiorno a te e gli ascoltatori della Radio Libertà. Grazie. Allora, oggi parliamo di tumore al seno e di prevenzione, Care for Caring 2.0, un progetto che riguarda le poliziotte tra i 20 e i 44 anni. Cosa accade? Sì, questo è un progetto innovativo a cui la Polizia di Stato ha aderito con il patrocinio naturalmente di IOM, che è la fondazione per la lotta contro il tumore al seno per l'oncologia medica, ed è stato con il patrocinio non condizionato di AstraZeneca. La Polizia di Stato cosa ha deciso? Ha deciso di essere più innovativa addirittura dello Stato, del governo, e anticipare i tempi, quindi proporre lo screening alle donne dai 20 ai 40 anni.
Perché? Allora, in generale a livello nazionale lo screening al tumore al seno viene proposto alle donne dai 45 o 50 anni. Purtroppo va a seconda della regione in cui abiti, quindi dal CAP di residenza. Già per questo c'è un po' di discriminazione in Italia. Fino all'età di 74 anni. La Polizia di Stato invece ha deciso di anticipare i tempi, di proporlo alle proprie donne in servizio e alle allieve anche dai 20 ai 44 anni, in modo tale che si faccia appunto diagnostica preventiva. Questo è importantissimo perché naturalmente io posso andare a intervenire, perché ci possono essere naturalmente delle questioni genetiche e quindi dell'eredità genetica che le donne non possono sapere, ed è capitato durante questi screening di trovare situazioni particolari, di intervenire per tempo. Ecco quindi che la Polizia di Stato ha deciso di aderire proprio per fare anche creare delle ambasciatrici all'interno anche della Polizia di Stato, che possono farlo sia tra le stesse colleghe, sia con altre amiche, ma anche con i colleghi maschi, in modo tale che possono fare informazione sull'importanza dello screening alla mammella anche alle proprie mogli e alle proprie compagne. E questo è stato offerto a 600 donne in tutte le scuole naturalmente delle sedi della polizia, a Roma, Chiara del Garda, a Piacenza per esempio la scuola allievi. Io sono originaria di Piacenza, quindi sono molto contenta che la scuola allievi agenti abbia aderito, la scuola allievi agenti di Trieste, di Alessandria, di Nettuno, di Campobasso e di Spoleto. E questa iniziativa verrà poi successivamente replicata anche nel 2025, perché la Polizia di Stato è stata assolutamente contenta di questa iniziativa e ritiene il progetto importantissimo proprio per un'offerta, un servizio da offrire al proprio personale femminile. Molto bene, e soprattutto una presa di coscienza contro uno dei tumori più odiosi, perché non è tanto una questione estetica. Io credo che tocchi soprattutto l'intrinseca femminilità della donna, la sua essenza, diciamo così, anche per quello che i seni simboleggiano, l'accoglienza, l'amore materno, l'affetto. Ecco, io per questo ho sempre trovato questo tumore orrendo, veramente il più ributtante di tutti, mi appare. Forse Sì, è il mio punto di assolutamente. vista di maschio, mi sbaglio, non lo so, dica lei. No, assolutamente. Tu puoi pensare che qualsiasi tipo di forma di tumore, nel momento in cui ti viene diagnosticata, ti cade il mondo addosso. Alla donna Come tocca no? di più, specialmente in una parte femminile come quello che è il seno che è simbolo anche della maternità. Quindi puoi ben capire, non è solo una questione estetica, ma anche una questione funzionale. E nel momento in cui viene diagnosticato ad una donna a 30 anni, nel momento in cui cerca di rimanere appunto incinta e cerca un bambino, capisci bene che diventa poi difficile poi affrontare la vita. E questo perché questi tipi di programmi sono importantissimi per rendere cosciente la donna dell'importanza di curarsi, perché la donna cosa fa? La donna si prende cura degli altri e tralascia se stessa. Invece nella comunicazione che dobbiamo proprio fare, quindi grazie anche a voi con questo programma, cerchiamo di informare le donne che è importante fare screening preventivo. A fronte di questo programma, di questo progetto della Polizia di Stato, il nostro impegno come governo c'è in primis. Lo abbiamo dimostrato dove? Già nel decreto prestazioni sanitarie io ho presentato un emendamento a mia prima firma in cui vado ad allargare l'età dello screening mammografico. Come ti dicevo prima, l'età va dai 45 ai 74 anni a seconda della regione, perché ci sono regioni che vanno dai 50 ai 69 per dirti. E io ho voluto invece da una parte uniformare l'età su tutto il territorio nazionale ed abbassare l'età a 40 anni. Purtroppo però questo abbassamento di età costa 135 milioni di euro e già in quel periodo c'era stato il decreto bollette, c'è stato quindi un razziamento del fondo dei soldi dello Stato, che quindi la Ragioneria di Stato ci ha detto no, non ci sono i soldi. L'impegno c'è però, l'impegno c'è per portarlo avanti e ottenerlo in legge di bilancio. Quello che abbiamo ottenuto nel decreto prestazioni sanitarie sono 3 milioni di euro per fare comunicazione e quindi lo Stato e il governo si impegnano proprio anche per attivare una campagna di comunicazione per informare le donne a non trascurarsi, perché il segnale non c'è purtroppo di un tumore, bisogna solo fare questi controlli per poter al meglio
prevenire quello che è il peggioramento della situazione. Perché come dicevo prima, in alcuni casi la malformazione è genetica e quindi solo con test particolari si riesce poi a capire se effettivamente c'è lo sviluppo di questo tumore al seno e si riesce in molti casi a intervenire preventivamente prima che appunto diventi impossibile farlo. Per cui è importante, lo Stato ci crede e crediamo anche di più nella comunicazione e nell'informazione per convincere le donne, per informarle soprattutto di prendersi cura di se stesse. E questo mi sembra encomiabile. Senatrice, e ora quali saranno i suoi prossimi impegni? Questa settimana scendo domani e andiamo sempre in Commissione Sanità e parleremo di salute mentale e di medicina di genere. Stiamo trattando queste due tematiche in commissione, abbiamo presentato emendamenti sulla salute mentale, mentre sulla medicina di genere stiamo facendo delle audizioni, perché anche in questo caso la medicina di genere è importante. Come dicevo, la donna viene tralasciata, viene trascurata, nel tempo la medicina e la ricerca si sono enfatizzate sempre di più e hanno testato anche gli stessi farmaci solo ed esclusivamente sull'uomo per due motivi: da una parte per tutelare la donna nel periodo di fertilità e di maternità e dall'altro punto di vista perché naturalmente gli uomini erano più disponibili ai trial clinici. Ecco perché invece, quindi anche, scusatemi, la popolazione dei dati a disposizione per sviluppare nuovi farmaci innovativi è solo su base maschile. Ecco, quindi è importante andare a enfatizzare ancora di più l'importanza della medicina di genere per fare in modo che vengano sviluppate farmaci innovativi per patologie che molto spesso sono solo femminili o sono più prevalentemente femminili. Ecco perché quindi la medicina di genere e l'analisi che stiamo facendo in commissione è proprio quella di evolvere la medicina orientandola verso il genere femminile anche. Molto bene, allora io la ringrazio del suo tempo, buon lavoro e buona settimana. Grazie mille, anche a voi, buona giornata. Qui Parlamento. Va bene, bella gente, abbiamo ancora 3 minuti. Ecco, abbiamo ancora 3 minuti, chiudiamo questo nostro spazio perché poi abbiamo la conversazione con l'onorevole Molinari e naturalmente avremo il piacere di sentire da lui, insomma, un commento sulla situazione, sul panorama politico del momento. C'è un'intervista a Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, intervistato sulla Verità da Federico Novella. Il terzo mandato è un'opportunità per il centrodestra. Il capogruppo alla Lega in Senato: sui diesel gli alleati seguono il nostro no allo stop. Pure il CAN si è accorto che l'UE ci uccide. E allora vediamo un po' che cosa dice Romeo, soprattutto anche in tema di tasse. Si possono ridurre le tasse al ceto medio come vorrebbero i vostri alleati e contemporaneamente far passare la pace fiscale? Tutto si può fare commisurandosi alle risorse a disposizione. Figuriamoci se noi leghisti siamo contrari all'abbassamento della pressione fiscale su chi lavora. Però tengo a precisare che la pace fiscale non è condono e nemmeno una rottamazione. Pace fiscale significa dare una mano a cittadini e imprese con difficoltà di cassa, metterli nelle condizioni di poter rientrare dal debito senza fallire. È un momento economico delicato e con le rateizzazioni lunghe vogliamo consentire ai cittadini e imprese di continuare a tenere Saracinesca aperta. A beneficiare della pace fiscale non saranno i furbetti, ma gli italiani onesti in difficoltà oggettive. Sul terzo mandato non sembra esserci armonia nella coalizione. Come finirà? Continuo a pensare, a voler ben guardare, che il terzo mandato potrebbe essere un'opportunità per tutta la coalizione di centrodestra. A proposito del green e dei diesel, sono misure sostanzialmente antidemocratiche, appunto il blocco dei diesel Euro 5, perché a pagare sono i più poveri, quelli che l'auto la usano per lavorare e non hanno i soldi per cambiarla. Sono misure ideologiche perché non cercano soluzioni di lungo periodo, ma vogliono solo tamponare inutilmente il problema, creandone altri più grandi. E poi ammetterà, nella pianura padana c'è un problema di qualità dell'aria. Sì, l'Unione Europea dovrebbe riconoscere la specificità del territorio, concentrando la maggioranza degli investimenti strutturali per affrontare seriamente la questione.
Le misure spot, i blocchi indiscriminati non servono a nulla, anzi fanno male ai più deboli già alle prese con inflazione e caro vita. Un'ultima cosa, Calderoli parla di riforma dell'istituto e il referendum con il blocco, propone lui, della raccolta firme online. Benissimo, adesso pausa, pubblicità e poi torniamo con Riccardo Molinari, capogruppo Lega alla Camera. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ladri in casa o in azienda? Prima è meglio che dopo. Oggi la soluzione si chiama Dialogos e passo subito la parola e do il benvenuto alla ditta Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Vi prego di prendere carta e penna perché vi do subito il numero di telefono che potete chiamare per proteggere voi e la vostra casa 24 ore su 24. Questo è il numero di telefono che potete chiamare per il sopralluogo gratuito 389 11 89 705, ripeto 389 11 89 705. Vi ricordo che io rappresento Sicurbet, tecnologie per la sicurezza, siamo produttori dell'antifurto Dialogos, progettato e costruito interamente in Italia, antifurto che può gratuitamente essere collegato alle forze dell'ordine di zona, ovviamente previa vostra richiesta. E quindi cosa succede? Una volta installato l'allarme, che si installa senza fili, quindi non ci sono muri da rompere, lo potete tenere inserito giorno e notte a finestre aperte o chiuse senza nessun problema. Se avete degli animali in casa potete tenerli liberamente. Se l'allarme scatta vi avvisa immediatamente e avvisa chiaramente le forze dell'ordine qualora vi siate collegati. Ripeto il numero di telefono 389 11 89 705. Vi ricordo che l'antifurto è anche coperto da una garanzia integrale totale per 2 anni con sostituzione gratuita del prodotto nel caso si dovesse guastare. Una garanzia del genere so che non la offre nessuno, ecco, per cui voi valutate, abbiamo varie soluzioni, chiaramente anche videocontrollo, quindi telecamere, sensori da giardino, telecamere intelligenti e via dicendo. Vi ripeto il numero di telefono che è 389 11 89 705. Un saluto a tutti e ricordatevi sempre che prima è meglio che dopo. Ladri in casa? Installa Dialogos 389 11 89 705. Dialogos è l'antifurto senza fili che ti permette di stare in casa con l'allarme inserito, anche ai tuoi amici animali. Chiama il numero 389 11 89 705. Antifurto Dialogos e sei protetto 24 ore su 24. 389 11 89 705. Sicurbet. Prima è meglio che dopo. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Qui Parlamento. E allora, le 9, 4 minuti e 23 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per la rassegna stampa, ma con noi c'è come ogni lunedì l'onorevole Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera. Buongiorno onorevole, ben trovato. Buongiorno, un saluto a tutti. Allora, onorevole, oggi i temi sono tanti, ma ne voglio segnalare soprattutto due. C'è un'intervista a 360 gradi del suo collega al Senato, il capogruppo della Lega al Senato, il senatore Romeo,
che dice essenzialmente una serie di cose. Primo, per quanto riguarda il blocco degli Euro 5 è inutile prendersela con la gente per bene che non ha i soldi per cambiare la macchina, ma anziché questi interventi spot servono delle misure che tengano conto anche delle particolarità della regione rappresentata dalla macro regione della pianura padana a livello ambientale. La seconda è la questione della pace fiscale che va a pari con la riduzione dell'IRPEF, e poi l'ultima, il terzo mandato, è soltanto un vantaggio, un arricchimento per tutto il centrodestra. E allora perché a Forza Italia viene l'orticaria se si parla di queste tre cose, soprattutto delle ultime due? Affrontiamo tutte e tre perché sono, diciamo, i tre temi principali. Anch'io ho fatto un'intervista a Verdi su questo, sulla Stampa, e poi diciamo che sono i temi in questo weekend denso di iniziative politiche, incontri con i militanti, con i sindaci. Sono state le tre cose di cui giustamente si parla di più perché sono l'attualità. Allora, la più urgente è quella dell'Euro 5 e sì, anche su quello devo dire che Forza Italia col suo ministro ha preso delle posizioni distanti dalle nostre, cioè hanno detto fondamentalmente il problema dell'Euro 5 se lo vedono le regioni. Il problema è che non è così, perché le regioni sono vincolate da una sentenza della Corte di Giustizia europea ad applicare quel blocco che noi vogliamo fermare, e se non lo dovessero fare ne rispondono dal punto di vista personale come amministratori, quindi è necessario un intervento legislativo, motivo per cui abbiamo presentato alla Camera, l'ho presentato io con tutto il gruppo, un emendamento al decreto infrastrutture che è arrivato in commissione e arriverà in aula penso nei prossimi 15 giorni, dove prevediamo che cosa? Uno, che questo blocco, che è figlio di una direttiva sulla qualità dell'aria, che concordo con Romeo, assolutamente folle, ideologica, è un obiettivo che non ha attinenza con la realtà. Non si può pensare che la qualità dell'aria sia uguale nella pianura padana e nelle lande della Polonia, perché ci sono condizioni orografiche, di presenza industriale, di pressione abitativa diverse, e quindi già l'obiettivo è assolutamente folle. Però resta che sulla base di quell'obiettivo le regioni hanno dovuto vincolarsi più di 10 anni fa a mettere in campo alcune misure, tra cui questo blocco degli Euro 5. Noi con la nostra legge cosa prevediamo? Prevediamo che questo obbligo dello stop sia rinviato di un anno, prevediamo che l'obbligo non sia più nelle città sopra i 30.000 abitanti, ma solo in quelle sopra i 100.000, e quindi questo riduce ovviamente molto l'eventuale applicazione, ma la cosa più importante è che mettiamo nero su bianco che le regioni possano evitare definitivamente il blocco mettendo in campo misure alternative per ridurre le emissioni, e ce ne sono tante che le nostre regioni hanno già pensato, che le presenteranno poi tra l'altro tutte assieme appena la legge passerà. Quindi diamo uno strumento agli amministratori regionali per scongiurare definitivamente questa follia, perché appunto la transizione ecologica non può essere una lotta di classe al contrario contro i lavoratori, contro i ceti meno abbienti che non possono cambiare la macchina. E quindi questo è il primo punto che stiamo risolvendo. La questione della pace fiscale è la priorità. Abbiamo fatto un direttivo federale questa settimana, è stato ribadito che la priorità delle richieste della Lega è la pace fiscale, è uno strumento che cambierebbe la vita a milioni di famiglie e imprese, che parliamo sempre non di evasori fiscali, ma di persone e imprese che hanno dichiarato le tasse da pagare e non sono riuscite a pagarle. E quindi la rottamazione vuol dire permettere di pagare questo debito con lo Stato in 120 rate su 10 anni, in modo da potersi rimettere in regola, in modo da garantire allo Stato di incassare questi soldi che diversamente non incasserebbe, e soprattutto in modo da permettere a queste imprese e famiglie di tornare a lavorare in chiaro, perché se uno ha conto corrente bloccato, se uno non può, non ha un reddito, come campa? Certo non ripaga le tasse e soprattutto deve lavorare in nero, quindi è un modo per andare incontro a un'esigenza di tante persone per bene e anche per aiutare lo Stato a incassare di più. Forza Italia fa una proposta diversa. Forza Italia dice riduciamo la seconda aliquota IRPEF. Noi non è che siamo contrari, diciamo che tagliare le tasse, su cui ovviamente la Lega sarà sempre d'accordo, non è in contraddizione con la pace fiscale. E aggiungo una cosa però, non è che Giorgetti sta facendo il lavoro che sta facendo sul bilancio dello Stato, avete visto anche lo spread che è sceso ai minimi storici, e poi Forza Italia decide lei il frutto di questo sacrificio è fatto sui conti pubblici come va speso. La decisione va presa tutti insieme e noi riteniamo che la pace fiscale sia una cosa da fare prioritariamente.
L'ultima domanda, il terzo mandato. Allora, la questione del terzo mandato sembrava chiusa, perché dopo che il governo ha impugnato la legge di Fugatti, quindi la legge del Trentino, ricordando sempre che il Trentino è una regione a statuto speciale, quindi che è un caso ancora diverso rispetto al Veneto, alla Lombardia e alle altre regioni, e era evidente che la volontà della Meloni fosse quella di bloccare il terzo mandato anche per lo statuto speciale. Forza Italia ha sempre detto che era contraria, perché ovviamente ci sono degli appetiti di alcuni suoi uomini su alcune posizioni che attualmente ha la Lega. E il fatto che Fratelli d'Italia, dopo le amministrative, abbia riaperto il discorso, io lo interpreto in questo modo. Forse hanno capito dopo le amministrative, che insomma non sono andate benissimo per il centrodestra, che conviene mantenere l'unità e la pace nella coalizione invece che starsi piedi gli uni con gli altri. E il terzo mandato, oggi come oggi, garantirebbe al centrodestra di fare i prossimi 2 anni prima del voto di serenità, perché col terzo mandato sul Veneto nessuno avrebbe nulla da discutere sulla ricandidatura di Zaia, ma soprattutto con il terzo mandato a livello tattico si creerebbe anche qualche problema in Campania e in Puglia alla sinistra, dove c'è De Luca ed Emiliano che si ricandiderebbero volentieri. Quindi io penso che la Meloni stia facendo questo tipo di ragionamento, visto i risultati delle amministrative forse conviene fare una riflessione. Noi siamo sempre stati d'accordo, non perché deve essere una legge ad personam, ma perché pensiamo che l'elezione diretta sia un'elezione che permette ai cittadini, se qualcuno non lavora bene, di cambiarlo, e se invece lavora bene di confermarlo, e vedremo se ci saranno i tempi, perché le regionali sono a settembre-ottobre, e se c'è la volontà di fare questa cosa, anche qua Forza Italia, la Meloni mette al tavolo anche Forza Italia e si arriva a un accordo, se accordo deve essere, se no vogliamola lì con Stati-Ritera. Ecco, questa è un po' una sintesi dei 3 argomenti. È una sintesi direi anche molto efficace. Senta, il sottosegretario Nicola Molteni stamattina parla sulla Verità e dice: ragazzi, qui e ora noi stiamo preparando una nuova norma, una norma che non è uno scudo penale o la licenza di sparare a chiunque per i poliziotti e i carabinieri, ma semplicemente cerchiamo di evitare queste scene incredibili come quello che è successo a Ostuni, dove i poliziotti e i carabinieri che sono intervenuti e hanno sparato, loro sono stati messi sotto inchiesta dalla magistratura come atto dovuto. Ecco, cioè, ma in che paese viviamo, onorevole? Me lo spiega un attimo. Guardi, allora, noi su questo devo dire abbiamo già fatto delle cose molto importanti col decreto sicurezza, altro tema di cui stiamo parlando in giro, e tra l'altro io ero proprio sabato a Cantù a casa del Nicola Molteni con lui, e abbiamo fatto una serie di interventi proprio sul decreto sicurezza, e la settimana prossima, questo sabato, alla festa della Lega di Fubine, in provincia di Alessandria, sarò con Gianni Tonelli, che è stato nostro collega parlamentare, il capo del Dipartimento Sicurezza della Lega, a fare una serata sabato sera proprio di nuovo sul tema del decreto sicurezza, perché dobbiamo raccontare i contenuti di questa norma, che è una norma, sono una serie di norme tutte volute dalla Lega. Dicevo, all'interno già abbiamo raddoppiato le risorse per la tutela legale per gli agenti di polizia che incappino in vicende giudiziarie per ragioni di servizio, quindi passando da 5.000 a 10.000 euro che garantisce lo Stato per ogni grado di giudizio, questo per aiutarli quando si trovano in situazioni come questa. Poi il trovare un meccanismo per cui di fronte a comunque a una morte o a delle lesioni non si apra un'indagine è molto complicato, nel senso che ovviamente nel momento in cui c'è un morto, c'è un ferito, la magistratura deve andare a vedere cosa è successo. Quello che però è importante è che ci siano delle norme, e già anche lì sulla legittima difesa abbiamo fatto buone cose, e anche sulla ragione di pubblico servizio probabilmente adesso il Nicola Molteni giustamente annuncia un ulteriore intervento. Servono delle norme che non siano interpretabili e che appunto nel momento in cui un poliziotto, facendo il suo lavoro, essendo aggredito, è costretto a difendersi e purtroppo sia il morto, il processo non debba neanche iniziare, cioè che debba essere chiaro che quelle sono cause scriminanti perché sono azioni fatte in servizio. Tra l'altro nel decreto sicurezza un'altra cosa che abbiamo previsto è finalmente l'uso delle body cam. Questo riguarda più che le azioni in strada, riguarda le manifestazioni, anche per evitare un'altra cosa, cioè che i poliziotti che sono chiamati a fare ordine pubblico vengano poi denunciati nel momento in cui devono reagire ad atti di violenza o provocazioni. Con le body cam, avendo il filmato di tutta la scena di quello che succede, in un altro paese servirebbe a garanzia dei manifestanti. Paradossalmente in Italia
serve a garanzia dei poliziotti perché non finiscono sotto processo ingiustamente. È, diciamo, sì, una situazione abbastanza paradossale, però devo dire che la Lega e questo governo stanno davvero facendo tanto per cercare di porre fine a questo approccio sbagliato nei rapporti della polizia. Molto bene, allora, onorevole, quali saranno adesso gli impegni di questa settimana che si apre? Sì, allora questa settimana diciamo non abbiamo in aula grandi provvedimenti, c'è un decreto sugli acconti IRPEF, ma è una di dei decreti diciamo molto tecnici, li chiamiamo i decreti da commercialisti, no? Sono quelle cose che spostano delle scadenze sulla dichiarazione dei redditi, sul pagamento delle tasse, sono un decreto che esce ogni anno più o meno in questo periodo, e quindi c'è questo decreto sugli acconti IRPEF, e poi abbiamo una serie di mozioni per incentivare la permanenza dei ricercatori europei ed extraeuropei in Italia, e una proposta di legge sulla istituzione della giornata della ristorazione. Quindi, ripeto, una settimana abbastanza tranquilla, ma come vi dicevo il grosso del lavoro ora ce l'abbiamo nella commissione infrastrutture, dove arriva questo decreto, il decreto infrastrutture voluto da Salvini, dove all'interno c'è quell'emendamento di cui vi parlavo dell'Euro 5 e tante altre cose importanti. Quindi diciamo che il grosso dell'attenzione è sull'evoluzione dei lavori in commissione. Eccellente. Allora, buon lavoro e grazie del suo tempo, come sempre. Grazie a voi, è sempre un piacere, un saluto a tutti. Qui Parlamento. E allora 0292947222 se volete intervenire, il telefono è aperto. Abbiamo qui alcune zappe che sono giunte e ve le leggiamo subito. Buongiorno, ma le comunità LGBT che sfilano alle adunate di Conte e compagni con le bandiere arcobaleno e palestinesi sono informati che a Teheran i gay vengono impiccati sui bracci delle gru? Beh, qualcuno glielo dica, Gino. Ma io mi ricordo Mohammad Ahmadinejad 20 anni fa circa, personaggio veramente agghiacciante, che fu per un periodo presidente dell'Iran, il quale si presentò a un convegno internazionale, a una sessione con la stampa. A un certo punto qualcuno gli disse: ma voi gli omosessuali in Iran? E lui gli rispose che a Teheran gay non ce n'erano. Ancora, va lì, Tonino crede che alle democrazie siano concesse tutte le porcate? Armi di Saddam, bombardamenti alla Serbia, NATO che si allarga in tutto il mondo per portare la democrazia naturalmente. A proposito, quante atomiche possiede Israele? Ma è democrazia, bellezza. Allora va lì. Non siamo al bar. Alle democrazie non vengono concesse le porcate. Le democrazie sono tali perché c'è una libera stampa e un libero controllo dell'opinione pubblica, per cui se le democrazie fanno le porcate poi si vengono a sapere. Caso per esempio dell'invasione dell'Iraq nel 2003. Le democrazie purtroppo non sono impermeabili alle fake news. Caso della disinformazione russa che dice che la NATO si espande in tutto il mondo. Puttanate. E poi per finire, un'ultima cosa: quante atomiche possiede Israele? Quante ne abbia non si sa, ma è un fatto. Un conto è un'atomica in mano a una democrazia, e un'altra in mano a un regime di ayatollah che sono decisi a distruggere prima Israele e poi a cancellare l'Occidente, che deve avere la sua sottomissione. Henry Kissinger nel suo libro Ordine Mondiale del 2015 non solo aveva previsto l'attacco preventivo di Israele nel caso in cui il nucleare avesse raggiunto uno stadio di preparazione tale da avere quasi la produzione di armi atomiche, ma aveva sottolineato una cosa: l'Iran si trova dentro gli strumenti messi a disposizione dall'Occidente, l'ONU, tutte queste realtà internazionali e così via, perché pur dicendo di non credere in tutto questo, e pur avendo come, diciamo così, ragione sociale quella di sottomettere il mondo alla religione islamica. La Repubblica Islamica Iraniana questo vuole come obiettivo finale. Quindi io di fare il tifo per i signori con la barba di Teheran, va lì, perdonami, a me non piace. Ciao, vedo che Landini continua, e soprattutto non metto sullo stesso piano dei tagliagole con una democrazia.
Ciao, vedo che Landini continua a fare sfilate, anziché firmare contratti nazionali di lavoro, la sinistra va dietro a questo qua, bah, Silvio da Torino. Infine, vergogna che siano stati pubblicati i nomi e indirizzi dei poliziotti indagati, ma in che mondo vivono questi soggetti? Li mettono a rischio con la famiglia e senza pistola di servizio. No, non gliel'hanno tolta la pistola. Date nomi e indirizzi allora dei giudici che liberano gli assassini e gli spacciatori e dei criminali assassini in modo che sappiano dove trovarli, Maurizio. Beh, ora non scendiamo qua nella vendetta tricoteute, vi prego, dai. 2 telefonate, pronto chi è là? Ciao Antonino, sono Marco da Mantova. Quella grandissimo, dimmi. Il discorso di Israele e Iran l'ho dovuto spiegare stamattina a mia moglie, che ieri sera si è imbattuta su Instagram in un video dove c'era una signora che sproloquiava di quanto è cattivo Israele e quanto è buono l'Iran. Ma come si sono ridotte male queste sinistre che negli anni 60, 70, 80 si mettevano a disposizione dei deboli, degli oppressi, lottavano per la libertà e adesso invece lottano, perlomeno fanno il tifo per delle dittature che ammazzano ogni anno migliaia di persone, come ad esempio succede in Iran, perché le ragazze non si mettono il velo, perché i ragazzi sostengono la libertà di pensiero, anche naturalmente l'eguaglianza sessuale tra uomini e donne. Adesso sono lì che la stessa cosa vale anche per quanto succede a Gaza, cioè Hamas, che è un partito che vuole la distruzione di Israele, ce l'ha nella sua ragione sociale, e la morte di tutti gli ebrei, che affama il suo popolo, ha speso milioni di dollari di aiuti internazionali non per far progredire la striscia di Gaza o comunque quella che loro chiamano Palestina, entità statuale che non è mai esistita da che mondo è mondo, era una regione praticamente come, non so, la Lucania, per dire, senza voler male ai lucani. Cioè queste sinistre che ce l'hanno, che ormai prendono le difese dei dittatori, dei tiranni, dovrebbero soltanto vergognarsi. E per decenni si sono serviti della Shoah per fare politica in Italia, per prendere il potere, e adesso tirano dietro alle comunità ebraiche. Ma è uno schifo. Perdonami Antonino lo sfogo, ti saluto, buona giornata. Grazie a te. Vorrei ricordare comunque che la sinistra ha la memoria corta. Nel 1976 perfino uno che era comunista davvero, cioè Enrico Berlinguer, disse che lui preferiva stare sotto l'ombrello della NATO e non del Patto di Varsavia. A saperlo. Altra telefonata. Pronto? Chi è là? Pronto? Sì, Mario, ciao. Buongiorno. Vedi, Buondì. caro Danna, questi non ne imbroccano mai una. La sinistra sta sempre dalla parte sbagliata della storia. Siccome io ho un'età veneranda, mi ricordo benissimo che il peccato fu all'origine. Allora vi racconto questo. Quando ci fu la rivoluzione khomeinista, no? Islamica, nel 79, va bene? Loro facevano per le strade, no? Manifestazioni contro la caduta dello Shah servo della CIA, no? Un dittatore. Ma alcuni un po' più saggi gli facevano notare: guardate che c'è il rischio che si va da un dittatore a un dittatore più feroce, che era Khomeini, e molto più oscurantista. Almeno lo Shah aveva un po' più di apertura mentale da quel punto di vista. E loro erano contenti, tranquilli, è caduto lo Shah. Già glielo facevano notare allora che si sarebbe sostituita una dittatura più feroce. Ma loro imperterriti gli esultanti. Lo sai cosa fece Khomeini appena andò subito al potere? La prima cosa che fece, mise fuori legge il Partito Comunista, che in Iran si chiama Tudeh, il Partito Comunista iraniano, e li classificò dei senza Dio pervertiti e cominciarono a perseguitarli. Cioè, alla fine, sputinaria, alla fine sempre in caso tra islamismo e comunismo e sinistrismo in genere, non c'è compatibilità. Io sfido a qualsiasi di sinistra che si mette con le falce e martello per strada a protestare in Italia, no? Tu ne vedi tanti con rifondazione,
di andare 2 minuti, se qualcuno glielo permette, 2 minuti in una piazza di Riyadh, di qualsiasi paese islamico o in Iran, con la falce e martella in piazza. 2 minuti dura, 2 minuti d'orologio, dopodiché sparisce nel nulla. Va bene? Faccio notare che un giornalista palestinese qualche anno fa, che lavorava in Arabia Saudita, si dichiarò ateo. Va bene? Come ateo, qui in Italia sarebbe una cosa comune, no? Si beccò 8 anni di galera. Cioè, sono queste le contraddizioni, che non sanno che i fratelli loro di oggi, va bene, saranno i loro carnefici di domani, ma siccome loro sono ottusi dall'ideologia, dalla stupidità, non ne imbroccano mai una. Io ho dato questi particolari perché magari nessuno lo sa, ma se ti metti con una bandiera rossa in un centro, non so, a Teheran e cosa, sparisci nel nulla, perché i comunisti sono fuori legge lì. E questo lo sanno o non lo sanno? Ma veda lei. Grazie a te. Guarda, sono d'accordo. L'unica cosa che io temo, sai qual è? Questa saldatura tra quest'area movimentista e il terrorismo islamico, la nascita di un brigatismo rosso islamico sarebbe devastante per questo paese. Abbiamo un'altra telefonata, pronto, chi è là? Buongiorno signor Tonino e buona settimana da Lisetta. Buongiorno a lei, Lisetta cara. Allora, signor Tonino, volevo dire questo in breve. In Italia, secondo me sempre, pur essendo un paese tra i più belli del mondo, mettiamolo tra parentesi, potremmo vivere felici. Facciamo di tutto per crearci problemi e complicarci la vita. Dalla nostra politica, signor Tonino, i cittadini non si aspettano sempre le solite liti, si aspettano invece programmi fattibili, sempre secondo me, considerando la nostra situazione economica disastrosa. Le posizioni ideologiche non ci aiutano certamente. Abbiamo i costi energetici più alti d'Europa, che hanno messo in crisi molte famiglie, signor Tonino, oltre anche l'industria e l'artigianato. Vogliamo dircelo che sono scelte politiche non di oggi, ma che arrivano da lontano. Poi ci sia messa anche quella sciagurata guerra in Ucraina, dico io, che ci ha eliminato il gas russo a buon mercato. Allora, per l'opposizione cosa dovrebbe fare il nostro paese? Oltre a condannare Israele, che indubbiamente sta esagerando, dovremmo forse dichiarare guerra a Netanyahu fino a fianco di quei bravi ragazzi di Hamas. Non meravigliamoci, signor Tonino, se poi gli elettori disorientati da una politica sempre più autoreferenziale, dico io, diserta le urne per le politiche. Questo soprattutto. La saluto e buona giornata. Israele però sta levando le castagne dal fuoco a tutto l'Occidente e anziché ringraziarlo devo sentir dire che sta esagerando, mi pare un po' troppo. Pronto, chi è là? Sono io? Sì, buondì mia cara. Ah, grazie. Buongiorno, sono Adriana, Antonino. Mi è venuto spontaneo, quando avete parlato dell'atteggiamento della sinistra, di pensare alla signora Segre, che si è fatta tanto appoggiare dalla sinistra italiana. Cosa penserà in questo momento di questa sinistra che sta veramente dalla parte della Palestina? Quindi, ma veramente, come agisce? Che mentalità ha effettivamente la sinistra? Io faccio veramente fatica a capire, ma sono sincera, mi piacerebbe che qualche giornalista la intervistasse in questo momento. Liliana Segre, da un lato mi dispiace perché è una persona anziana, per cui non bisogna agitarla, però anche lei per conto mio ha sbagliato a dare tanta fiducia alla sinistra. Grazie Antonino, grazie. Grazie ancora. Il discorso su Liliana Segre è lungo. Nessuno discute il suo ruolo di testimone alto, nobile, gigantesco. Quello non deve entrare in nessun modo, luogo e forma in qualunque polemica politica. Resta il fatto però che mi pare un po' difficile, ora come ora, pensare che i buoni stiano tutti a sinistra e i cattivi stiano tutti a destra, visto e considerato che i cosiddetti buoni
non esitano a mettersi dalla parte dei peggio tagliagole assassini. Va bene, noi abbiamo finito, adesso abbiamo Liberamente di Giovanni Sallusti, poi dopo c'è Te la rido io l'America del nostro Matteo De Sio, poi ancora Auto da Fe con Giulio Cainarca e se volete stasera abbiamo Zoom con Giancarlo Gioielli che ci parlerà della situazione attuale della guerra in Israele, lui che segue il Medio Oriente da oltre 40 anni, e poi Carla De Bernardi ci porta a vedere il trono di Napoleone a Milano per la grande città. A più tardi, grazie a tutti. Avete ascoltato la rassegna stampa.